buongiorno, siamo al Palazzo del Terziario con Alessandro Minello, docente di economia a Ca' Foscari. Il Terziario nella provincia di Treviso è il titolo del rapporto annuale che Confcommercio Treviso ed Ebicom presentano all'Auditorium di Santa Croce venerdì 17 maggio. Di che iniziativa si tratta? Buongiorno, si tratta della prima iniziativa in Italia che viene organizzata sul settore del terziario. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa perché mai prima d'ora era stato presentato un rapporto annuale concentrato sulle attività del commercio, turismo e servizi. Era una lacuna secondo noi che andava colmata e soprattutto un'informazione che era importante dare proprio per far capire il nuovo ruolo che il terziario va assumendo in questo periodo storico. Un ruolo importante, un ruolo, come vedremo, non più al traino, quindi ausiliare rispetto ad altri settori, ma un ruolo da protagonista, un ruolo che lo vede come settore di sviluppo, settore che crea nuove attività, che crea occupazione, e quindi tutto sommato un settore che aiuta, se non proprio ad uscire, perché questo lo vedremo nei prossimi periodi, ma sicuramente aiuta a contrastare questa grave crisi economica che stiamo vivendo. Bene, il terziario avrà dunque la sua giornata di studio, è prevista, come abbiamo detto, venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle ore 12:30 all'Auditorium di Santa Croce nel quartiere latino nel centro di Treviso. Chi interverrà e com'è il programma della giornata? Il programma è piuttosto articolato e in particolare dopo la presentazione del General Report che avverrà affrontando sia temi di natura economica sia anche di natura sociologica, vi sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno 2 senatori della Repubblica e nello specifico il senatore Maurizio Sacconi e il senatore Giorgio Santini. Alla fine ci saranno le conclusioni di Aldo Bonomi, presidente del Consorzio Aster di Milano. Bene, 3 grandi nomi per celebrare l'importanza di questo settore dell'economia. L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata.